Con le Miss in questi giorni di selezione e prove in vista del grande giorno mancano oramai poche ore e l'Italia avrà la sua reginetta di bellezza anno 2013. Quest'anno e per i prossimi 4 l'incoronazione avverrà sul litorale veneto, la diretta TV sulla 7 che sperimenta così uno dei più seguiti spettacoli pop. Io sono Marianna Arnaldi, ho 18 anni e sono di Caldogno in provincia di Vicenza. E lei è l'unica veneta che è riuscita ad aggiudicarsi una delle 15 fasce nazionali. Qual è il tuo punto di forza? Io penso gli occhi e il sorriso. Ma sulla passerella di domenica sera sarà in compagnia di altre 5 bellezze local: Laura, Zeudi, Elena, Denise e Francesca. Oggi al Palarex la conferenza stampa di presentazione della serata conclusiva, arrivata in extremis grazie a una battagliera Patrizia Mirigliani che ha voluto sottolineare quanto Miss Italia significhi in questo momento storico anche possibilità di lavoro per le Miss, per i 200 della produzione, per Jesolo. Il lavoro penso che sia il tema veramente dominante di questi ultimi anni. Quest'anno più che mai le ragazze vengono a Miss Italia anche per avere una possibilità di lavoro. Gli sponsor vengono per accrescere il loro fatturato, come è stato detto, cioè il lavoro è fondamentale. In conferenza stampa l'ex Miss Francesca Chillemi che affiancherà Massimo Ghini e Cesare Bocci nella conduzione e Miss Italia 2012. Ho avuto un anno e anche di più per affezionarmi alla grandissima famiglia di Miss Italia, a tutti gli sponsor che oggi sono amici, quindi è un po' dura dirsi arrivederci o forse addio, io spero di no. Le 6 Miss Venete si contenderanno il titolo in mezzo ad altre 57 ragazze. La giuria tecnica farà le prime selezioni che porteranno le concorrenti a 21. Da qui scatterà il televoto.